Allora, oggi iniziamo a imparare un po' le luci, a studiare un po' le luci, come funzionano sta GoPro, eccetera, eccetera. Io direi che per quanto riguarda i video delle cagate che sparo dentro in camper, può andare bene disattivare l'aumento di luminosità. Prima ero a +2, poi cosa succede? Anche me lo dimentico, esco fuori di giorno, viene fuori un casino, vedi malissimo, vedi tutto a 16 colori praticamente, no? Quindi adesso ho disattivato l'aumento della luminosità e tutto è in manuale, quindi non gestisce la luminosità automaticamente. E ho una lampada LED che mi sono portato da casa. Primo esperimento che ho fatto, adesso non so se lo pubblico o se lo taglio, ce l'avevo qui in parte alla GoPro e mi arrivava dritta negli occhi, si vedeva il riflesso negli occhiali e soprattutto ti dava fastidio, no? Adesso ce l'ho lì in alto, adesso, dopo te la faccio vedere, quindi non mi batte negli occhi, non mi dà fastidio. È una luce a LED, quindi posso usarla quanto voglio qui in camper, non consuma niente, ha una sola lampadina e adesso te la faccio vedere. Eccoci qua, momentaneamente l'ho attaccata lì nell'antina dell'armadio, devo studiare un attimo dove metterla. Adesso possiamo provare un video che la attacchiamo anche qui. Perché no? Vediamo cosa succede. È che se l'attacco lì la luce però va davanti alla GoPro, hai capito? Quindi ma vediamo dai. Più pratica che teoria qua. Magari si vede bene anche così, non lo so nel senso che il video lo sto facendo adesso, devo ancora scaricarlo nel computer e quindi lo vedo dopo. Questi sono degli esperimenti per provare sta GoPro che vedo fa dei video eccezionali, solo io faccio quei video che fanno da cagare, ho detto ma come mai qua? No, è solo il regista qua il problema, la GoPro in realtà funziona bene, la provi di giorno in bicicletta, ti fai quegli spettacoli. Adesso per chi fosse interessato ai dettagli tecnici l'ho impostata sempre a 1080 e ho visto 25 fotogrammi al secondo, questo anche per velocizzare un attimo l'editing, se no ci mette troppo tempo, no? Tanto poi devo quando la comprimo col programmino Landbreak comunque scendo a 25 fotogrammi, quindi se non devo fare video tipo della Amy che fa i salti, fa cose strane, piuttosto che io in bicicletta, non ha senso andare a 50, 90, 120 frame rate al secondo, che sono i fotogrammi al secondo, perché ti rallenti tutto per niente, no? Quindi sto a 25 e nel caso appunto come ho appena detto, ripeto tanto ultimamente come ho appena detto, lo attivo e faccio i video in bicicletta. Bon, allora adesso vediamo come è venuto sto video. Ho messo lì la lampadina, ecco, così forse la vedi meglio. Guarda, è a clip, quindi è molto pratica. Non sapevo mai dove metterla quando ero a casa e adesso in camper mi torna strautile. Il cavo volante e va a attaccarsi lì, ovviamente, che per ora è l'unica presa che ho. Sì, poi sai che quando avrò l'inverter avrò una presa anche qua sotto, sotto la scrivania, quindi sarà molto più comodo, più pratico, e una lì anche in camera da letto, ma non credo di fare le riprese in camera da letto. Bello dire in camera da letto, la camera da letto in mansarda, che lussi, Altro esperimento, ci sta giusta anche qui, c'è 1 millimetro in meno e cadeva per terra. Questo per quando faccio ogni tanto, mi piace appoggiarmi qua coi gomiti, non so perché, è un bel posticino anche alla finestra. Sì, ok, si dovrebbe vedere bene, però resta il problema che ce l'ho un po' puntata in faccia. Senza un po', togli un po', resta il problema che ce l'ho puntata in faccia, è brutto. Allora spostiamo la GoPro qua, vediamo da lì. Sì, non mi dà fastidio, posso parlare tranquillamente, guardo il display. Tu dirai ma sei strabico? Beh no, forse, ma comunque sto guardando il display e non l'obiettivo. Se no dove altro potrei metterla qua? Ci sono altri agganci qua sopra, no? Qui sopra no. Ingegnati per metterla alta. Vai. Guarda cosa ho trovato. Qua nel cassettino che ho messo quella volta. Proviamo. Proviamo, così siamo senza luce e così siamo con la luce.
Ecco, se la metto qua è meglio ancora. Ecco, se mi metto a questa distanza, adesso non so l'inquadratura com'è, perché l'app non funziona più. Bisogna aspettare il prossimo aggiornamento, l'app della GoPro. Io dall'app della GoPro vedevo quello che riprendeva la GoPro, no? Più che altro ti serve per vedere se sei dentro l'inquadratura, così vai un po' a istinto, insomma, dici, boh, chissà se mi prende. Così abbiamo anche l'inquadratura al cane pericoloso, senza luce, con luce. No, dovrebbe andarci dietro, quindi non qui. Ma la spostiamo qui, ma qui non so se lo riesce a riprendere, se no metterò qui sotto, vediamo. Così. È che ballerino, perché qua guarda, tocchi e vedi si muove. Cane pericoloso, Emi, stai facendo nanna, ti lascio far nanna. Così abbiamo anche l'inquadratura al cane pericoloso, senza luce, con luce. No, dovrebbe andarci dietro, quindi non qui. Ma la spostiamo qui, ma qui non so se lo riesce a riprendere, se no metterò qui sotto, vediamo. Così. È che ballerino, perché qua guarda, tocchi e vedi si muove. Cane pericoloso, Emi, stai facendo nanna, ti lascio far nanna. Ciao cagnolino pericoloso, buongiorno, col codino buongiorno, buongiorno. Probabilmente se uso una luce artificiale dietro la GoPro si vede meglio rispetto a quando utilizzo l'aumento della luminosità. Adesso vediamo anche come si vede il movimento, i dettagli. Diciamo, adesso la luce ce l'ho anche sparata in faccia, devo un attimo studiare. Sì, me la porto dietro, sempre utile. Allora, io ho visto i video, mi sembra bene come qualità, adesso devo ancora prendere la mano ovviamente, e se lo pubblico, così se qualcuno ha la GoPro e ogni tanto si fa le riprese dentro casa, almeno ha anche un'idea, no? Un po' una piccola fonte di ispirazione per dire aspetta che provo, se metto una luce dietro o in parte alla GoPro ottengo questo. Alla prossima, ciao ciao!